Ora ho capito perché hanno impiegato 33 anni perché se si fanno accordo alla volta, non hai 60 anni. Vabbè, chissà se mai rivedremo, ascolteremo il prossimo pezzo dei Figli del Vesuvio. Beh, pensiamo al momento attuale. Loro dedicano questa canzone a Anna Maria, una donna sicuramente meravigliosa. Le donne, croce e delizia della nostra vita. La donna, che essere animale, che bella catapiglia. A me mi piglia troppo assai, poi chi non piglia sono fatti vostri. La donna meravigliosa che si è emancipata, diciamo la verità. Oggi lo possiamo dire con certezza. La donna veramente ha assunto un ruolo importante nella società. Oggi la donna ha raggiunto la pari dignità. Non c'è sta niente da fare. Una volta la donna faceva soltanto la segretaria, sempre e soltanto la segretaria. Oggi fanno mille mestieri, fanno un muratore, l'elettricista, guidano gli autobus. Li avete viste le donne sugli autobus? Noi uomini, alla notizia le donne guideranno gli autobus subito a fare i malatucci, voglio a minicon, hanno fatto un po' di pattinaggio, ci muovo spicchietti, no? Perché la donna ti imbarazza, tu stai sull'autobus e a scendere, come fai a dire, capo, ha fermato. Cioè, figurami, dillo il film, la chiama capo. Ma la chiama capa, ma sulla capa fa impressione. La chiama signora, ma se è signorina che le soffende, allora la chiama signorina, ma se è signore soffende lo stesso. E ma tu pensi come la chiama capo, signore o signorina, è passata la fermata. E tu sai come fa scena la coppa pullman. Oggi si gente che una volta che sono arrivata a scena, stavo da pianato pullman per tornare a rete. La poteva proprio pullman alle 8 e mezza del femmine, non ci capito. Non vi dico quando piove non ci andate sulla fermata perché non vi prendono, non vi fanno salire. Il signore, ma scusate, c'erano delle persone che dovevano salire. Ma è che i danni piani non si spaccano tutti per terra. Hanno piato dopo pullman, posso giornare a casa allora. Ma mi rende, perché la donna trasferisce le proprie abitudini femminili sul lavoro. Una volta sugli autobus si sentiva dire avanti c'è posto. Ma si sente dire che stanno le femmine in coppa agli autobus, si sente dire prima sai chi puluzzate pepi. Hanno messo il zerbino in coppa al pullman. E la gente si pulisce i piedi e si va a sedere. Le donne, ormai non si capisce più niente questi femmini. Le avete viste le camioniste? Le camioniste fanno paura, certi femmine esagerate. L'uomo spavaldo, state accorto a sta passione che andiamo a finire malamente. Si ferma il camion, si apre lo sportello e si affaccia una donna. Tu la guardi, dici ma che è un incrocio, fa Schwarzenegger e un pitbull. Che tu hai visto da lui, ci viene vicino a te che sei. Che fra qualche problema? No, perché ti stai agitando, che? Chi è? No, sono stronzino, sono sotto il camion. Perché si mettono paura che abbuscano. E abbuscano, perché noi uomini abbuscamo, abbiamo capito una cosa, che tra noi e la donna c'è soltanto una piccola differenza. Mo chi la tiene tanto, ma è una piccola, e te ne mancella cara, o se no ci amma soltanto di sparare. C'hanno trovato la fantasia. Come fai più a dire vicino a una donna? Vi ricordate, facevi i miei wap, mezza vita, ben là, o fischia, assegnata, l'ammiccamento. Come fai a dire c'è una femmina che sta oggi? Oh, non è, io che bella zuppire, che ti? Che ne stavo a dire perché il cupino non hai visto? Io uno per fotone faccio che resti 4 niente frascica che ti. E che può fare? Con chi devo pigliare? Io mondo che ha da cagnare. Viva le donne!